Ricadute notevoli, c'è grande attesa nel Veneto per l'Expo di Milano. Ne parliamo con l'assessore regionale al turismo Finozzi. Beh, i numeri, si parla di numeri importanti. 20 milioni di visitatori sono previsti a Milano, circa 6-7 dovrebbero essere stranieri. Il Veneto, attraverso l'aeroporto di Venezia e l'aeroporto di Verona, si propone essere porta d'ingresso per tutta la parte che riguarda l'Est Europa, quindi i visitatori che verranno dai paesi dell'Est e dalla Cina e dall'Asia si presume possono scegliere Venezia come aeroporto d'ingresso. Noi ci stiamo organizzando più per quello che succederà fuori il salone dell'Expo piuttosto che quello che succede dentro. Perché? Perché all'interno del padiglione c'è uno spazio condiviso con tutte le altre regioni. Ricordo che l'Expo durerà 6 mesi, dal 1 maggio al 30 settembre, e in quei 6 mesi passeranno questi appunto 20 milioni di visitatori. Una settimana dentro l'Expo alla regione costa 1 milione di euro. Quindi ovviamente non è che possiamo permetterci di essere lì in forma permanente, però possiamo proporci invece come area dove poter soggiornare in occasione della visita all'Expo. Allora, da Venezia ai padiglioni di Milano con 2 ore e mezza di treno si arriva, da Padova, da Vicenza con 2 ore, da Verona 1 ora e mezza. Sono tempi che un cittadino cinese impiega per attraversare la propria città, quindi non sono tempi improponibili. Qui noi ci stiamo strutturando, ci stiamo preparando per preparare tutta una serie di pacchetti della durata di 5 giorni o di 3 giorni, questa è la stima che indagini hanno proposto come periodo ideale perché un visitatore possa fermarsi anche sul territorio, da proporre a tutti quei paesi, sono oltre 150, che saranno presenti all'interno di Expo Milano 2015, proponendo non solo al turista occasionale, visitatore occasionale, ma tutte quelle delegazioni istituzionali che hanno molto più interesse, molto più probabile che scelgano di andare a visitare l'Expo, e quindi noi ci proponiamo appunto come logistica, come luogo dove potersi fermare. Venezia in particolare non ha bisogno di altri turisti nella fascia, diciamo, dell'alta stagione. Quindi come fare per risolvere questo problema sicuramente di sovraffollamento del territorio in quel periodo? In questo periodo facciamo fatica anche a formulare delle ipotesi perché si sa, il Comune, essendo commissariato, non abbiamo un corrispondente politico con cui poter fare delle valutazioni. È naturale che saranno coinvolte tutte le strutture legate al trasporto pubblico, sia la parte su rotaia, quindi i treni, sia la parte in gomma, quindi i mezzi pubblici tradizionali, gli autobus, perché questa presenza non vada a peggiorare la situazione già difficile e critica di Venezia nei periodi di alta stagione. E cercheremo di offrire a questi visitatori altre località che hanno comunque dignità e bellezze da proporre, come Treviso, Padova, Vicenza, Verona, che credo siano comunque buone alternative. Ovvio che chi parte da lontano, chi impiega 15 ore di aereo per arrivare in Italia, non fa meno di visitare Venezia, e questo lo dobbiamo tenere in considerazione. L'obiettivo degli operatori turistici è quello di spalmare i turisti nel corso dei mesi in modo omogeneo per evitare i picchi. Come avete risolto questo problema? Su Venezia è difficile pensare a una bassa stagione. Sappiamo che è un piccolissimo breve periodo tra i primi di novembre e Natale e qualcosa prima di inizio estate. Ed è giustamente considerato anche il periodo dove gli operatori, albergatori, ristoratori di Venezia si concedono qualche periodo di meritata vacanza. Quindi non è un problema di destagionalizzare il turista che sceglie Venezia, ma è la gestione. Cioè cercare di non congestionare le solite zone, San Marco, Rialto e così via, ma diluendoli un po' più sul resto della città di Venezia, in maniera tale che ognuno possa godere dello spettacolo della città. Bene, ringraziamo l'assessore regionale al turismo Finozzi che ci ha dedicato tempo e spazio prezioso per parlare del turismo nella nostra regione. Grazie ancora, assessore.